dei 2 operai egiziani nella fossa biologica ieri a Santa Maria di Sala, indagini della Procura di Venezia sul lavoro nero e sicurezza, al vaglio le responsabilità di chi ha commissionato l'incarico. Avviata una raccolta fondi dei comuni per sostenere i parenti delle vittime del lavoro. Silenzio dalla cooperativa dove erano ospiti. Il messaggio ai familiari in Egitto del sindaco di Milano: non siete soli nel dolore. Grave incidente stradale lungo la Nualesa a Santa Maria di Sala, in località Tabina. 3 persone sono rimaste ferite in modo grave. La loro auto si è scontrata contro un autobus. Contro automoto durante un sorpasso nel primo pomeriggio di oggi a Porte Grandi di Quarto d'Altino. Grave il centauro di 18 anni è ritrasportato a Mestre. Le associazioni di Voga e Vela di Insieme contro il moto ondoso promuovono il Barcavelox nei canali. La situazione è sensibilmente migliorata, ma questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Per la Coldiretti di Venezia, quella del 2025 si prospetta come una delle migliori vendemmie dell'ultimo decennio, ma gli operatori del settore dovranno però confrontarsi anche con i dazi americani. La Venezia del 1800 e dei primi del Novecento rivive in una esposizione di fotografie di collezionisti privati che parte dal periodo della dominazione austriaca fino al crollo del campanile di San Marco. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano naturalmente la tragedia sul lavoro di ieri a Santa Maria di Sala con la morte dei 2 operai egiziani nella fossa biologica. Ebbene, le indagini della Procura di Venezia continuano sul lavoro nero e sicurezza, al vaglio le responsabilità di chi ha commissionato l'incarico. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati iscritti a registro, mentre è stata posta sotto sequestro giudiziario l'intera area in cui hanno perso la vita Saad Abdul Mustafa Ziad di 21 anni e Sayed Abdelnab Ahmad Mahmoud di 39, i 2 operai egiziani morti per l'esalazione del gas. Secondo i rilevi tecnici condotti dallo Spisal, dall'ULSS e dei Vigili del Fuoco del nucleo operativo NBCR, nella fossa sarebbe stata rilevata presenza di idrogeno solforato, un gas tossico letale anche a bassa concentrazione. La Procura sta ora esaminando diversi aspetti della tragedia. Il primo, la regolarità dei contratti di lavoro, dato che i 2 operai erano sì titolari di permesso di soggiorno, sebbene provvisorio dal maggio scorso, ma risultavano a tutti gli effetti privi di contratto e lavoravano in nero. Il secondo aspetto, non meno rilevante, riguarda la mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Durante le operazioni nella fossa biologica, i 2 operai non indossavano né mascherine né adeguati sistemi di protezione e non erano inoltre operai specializzati per questo tipo di attività. La magistratura ha disposto ora l'autopsia sui 2 feretri e altri accertamenti tecnico-forensi per stabilire con precisione l'esatta causa della morte e capire inoltre eventuali responsabilità a carico dei committenti dell'incarico, ovvero capire chi abbia incaricato i 2 operai, anche tramite subappalto, a svolgere i lavori di manutenzione non di loro competenza e che gli sono costati la vita. Intanto è stata avviata una raccolta fondi dei comuni per sostenere i parenti delle vittime. Il messaggio che arriva fino in Egitto dal sindaco di Milano che dice: non siete soli nel dolore. I comuni di Milano e Santa Maria di Sala, insieme al coordinamento della Prefettura di Venezia, hanno avviato una raccolta fondi per fornire assistenza concreta alle famiglie delle vittime in Egitto. I 2 operai deceduti di 21 e 39 anni erano richiedenti asilo, da pochi mesi ospiti della cooperativa di accoglienza di Milano Un Mondo di Gioia. Erano arrivati in Italia, in Veneto, dopo 2 anni di traversie lungo la rotta del Mediterraneo, passando per la Libia. Qui alla cooperativa si erano incontrati pochi mesi fa e da qui si muovevano insieme cercando lavoretti, anche saltuari, per poter mandare a casa quel denaro che mancava per sostenere le loro famiglie in Egitto, genitori e sorelle da parte del 21enne, moglie e altri familiari da parte dell'imbianchino al 39enne. Il motivo è semplice: aiutare chi è rimasto là a casa. Qui dalle stanze della cooperativa dove vivevano i volontari oggi non parlano. Siamo in lutto
lutto in questo momento? Siete in lutto in questo momento? Credo che tutti quanti noi siamo in lutto nel momento in cui è successa una cosa del genere. Non riprese. Volontari che non parlano nemmeno quando raggiunti al telefono a nessuno dei 3 numeri esposti al cancello di ingresso chiuso della cooperativa. Guardi, in questo momento sono impegnata al lavoro e quindi non posso rispondere. Faccia gli altri numeri e risponderà qualcuno. La ringrazio. Anche gli altri migranti richiedenti asilo che condividevano con loro gli spazi tacciono con la scusa di non conoscere né l'italiano. I am speaking English. You speak just in English and the other two? Adesso qui non parlo italiano. Uno adesso arrivo. Are you Egyptian? No, grazie. Tu sei egiziano? No. Nell'inglese. About what happened yesterday? Can you tell us something? Scusa, però... Chi invece parla è il sindaco di Mirano. Poco tempo fa aveva incontrato entrambi gli operai e consegnato al 39enne un attestato per l'ottimo risultato conseguito al corso di italiano. Da lui parte un messaggio alle famiglie delle vittime in Egitto. Siamo molto vicini alle famiglie a cui vorremmo mandare il nostro messaggio di cordoglio. Nel momento in cui riuscissimo a farlo anche fisicamente, con una telefonata, con un messaggio così, certamente lo faremo. Grave incidente stradale lungo la Noalese a Santa Maria di Sala in località Tabina. 3 persone sono rimaste ferite in modo grave. La loro auto si è scontrata contro un autobus. La persona che desta più preoccupazioni, una 25enne che si sarebbe trovata al posto di guida, è stata ricoverata a Padova. Ricoverato a Mestre, in prognosi riservata, l'uomo di 75 anni che si trovava nel posto accanto al guidatore. Meno preoccupanti le condizioni della donna che viaggiava seduta nel sedile posteriore che si trova a Mirano. E nel pomeriggio scontro tra auto e moto durante un sorpasso a Porte Grandi di Quarto d'Altino. Grave il Centauro di 18 anni elitrasportato a Mestre. Incidente a Porte Grandi di Quarto d'Altino nel primo pomeriggio tra una moto e una 500 Abarth. I 2 mezzi stavano viaggiando lungo la stessa direzione, ovvero verso Mestre, quando la moto si è scontrata contro l'auto per una distrazione o comunque durante la fase di sorpasso. L'incidente è lungo le Tristina, a pochi chilometri dall'aeroporto Marco Polo. Il Centauro 18enne grave ma non in pericolo di vita è stato ritrasportato all'ospedale di Mestre per le cure del caso dopo lo scontro. Un impatto violentissimo con la moto, come possiamo vedere dalle immagini, che ha preso completamente fuoco, è stata avvolta completamente dalle fiamme. Il 18enne è salvo per miracolo, visto che mentre le 2 ruote venivano letteralmente avvolte dalle lingue di fuoco, lui al contempo veniva sbalzato dalla moto facendo un volo di 6-7 metri, andando ad impattarsi contro questo cartello stradale che in qualche modo gli ha salvato appunto la vita, sul quale ancora visibili i segni del sangue del Centauro. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri con 3 gazzelle e il sindaco di Quarto d'Altino. Poco distante dal luogo del sinistro presente il T-Red, ma il sistema in sé per sé da solo non basta a fermare incidenti ed infrazioni, dice. Molti automobilisti indisciplinati, passando sempre col rosso, ci ha spinto a mettere il T-Red e in effetti i risultati si sono visti, cioè incidenti gravi negli ultimi anni, da quando l'abbiamo messo, non ne ricordo. Qua le dinamiche sono diverse e speriamo che per il motociclista, insomma, che vada tutto bene. Purtroppo questo è un periodo, il periodo estivo è un periodo brutto. Ogni settimana, ahimè, specialmente nelle strade provinciali e statali che attraversano Quarto d'Altino, purtroppo sono sempre oggetto di brutte situazioni. Ferite di lieve entità per l'automobilista della 600 residente a Porte Grandi. 5 stranieri sono stati fermati dalle forze dell'ordine durante un'operazione contro le occupazioni abusive di immobili a Jesolo. 3 sono risultati irregolari e sono stati espulsi dall'Italia. 5 persone sono state fermate e identificate durante un'operazione interforze contro l'occupazione abusiva di immobili coordinata dalla Polizia di Stato di Jesolo con la collaborazione di personale dell'Arma dei Carabinieri e di agenti della Polizia locale. Su segnalazione dei residenti, le forze dell'ordine hanno rintracciato 5 cittadini stranieri che sono stati tutti denunciati per invasione di terreni ed edifici e per danneggiamento.
Dei 5 stranieri, 3 sono risultati irregolari in Italia. Il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso ha pertanto emesso per 2 di loro l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, mentre il terzo è stato accompagnato in un centro di permanenza per il rimpatrio con avvio delle procedure di allontanamento. Girava per la zona rossa di Sottomarina con un coltello a serramanico, è stato denunciato. Durante i servizi di vigilanza rafforzata all'interno della cosiddetta zona rossa in centro a Sottomarina è rimediato una denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e una per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista dei poliziotti, l'uomo di nazionalità straniera aveva velocemente tentato di cambiare strada per evitare il controllo. Fermato, aveva assunto un atteggiamento poco collaborativo con gli agenti, cercando maldestramente di nascondere un coltello a serramanico. Per lui è stato disposto anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Chioggia per la durata di 2 anni. In piazza Vigo poi la polizia ha identificato e arrestato un uomo con 2 ordini di carcerazione per reati contro il patrimonio. Condotto alla casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia, dovrà scontare 2 anni di reclusione. E un 39enne di Mestre è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e accusato di aver rubato tavolini, sedie ed ombrelloni dall'area esterna di un esercizio commerciale. Determinante per le forze dell'ordine la tempestiva denuncia del titolare e l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza. Siamo alla politica, attesa per le decisioni del direttivo del Carroccio su autocandidature consigliere regionale. Per Roberto Marcato, ospite a Focus TG, serve una corsia preferenziale per gli uscenti. Diciamo in questi anni l'influenza milanese c'è sempre stata. Io credo che sia arrivato il momento che basta, insomma. Allora, i veneti decidono che il miglior candidato è Alberto Stefani, basta. Ma a Milano non piace, affari nostri. Spero che la dirigenza del mio partito sia in grado anche di dire dei bei no sonori, insomma. I lombardi si facciano gli affari loro, noi ci facciamo gli affari nostri. Siamo fratelli, però io mi devo preoccupare della tenuta della Liga Veneta, innanzitutto. Autonomista duro e puro Bulldog Marcato, anche se significa mandare un messaggio forte alla Lega Lombarda. Basta con le ingerenze da Milano sulla partita più delicata della Liga in Veneto da anni a questa parte. Si scrive regionali, si legge futuro del Carroccio, con un Alberto Stefani sempre tra i più accreditati come candidato governatore, se alla fine l'ago della bilancia a Roma penderà per il Carroccio e non per Fratelli d'Italia. A rimescolare le carte però spunta un sondaggio SVG condotto tra 1000 veneti sul gradimento dei leghisti, che vedrebbe premiati prima di Stefani, tra fiducia e notorietà, Massimo Bitonci, altro nome sempre più in pole position, e poi Mario Conte e lo stesso Marcato. Sondaggio però che nell'assessore suscita molte perplessità. Sul fatto che Stefani sia ultimo. Cioè, non so, mi sembra un po' tirata questa cosa e non vorrei, adesso mi prenderò sicuramente, ma non vorrei che fosse fuoco amico questo. Nel senso che probabilmente il committente non è un fan di Alberto Stefani. Il segretario, da par suo, ha ben altre gatte da pelare, perché prima del nome più atteso c'è da scegliere la squadra dei consiglieri al voto. Oltre 100 autocandidature arrivate alla sede regionale per una scrematura che dovrà deciderne 55 e la consapevolezza che il numero di 34 a Palazzo Ferrofini, ottenuto nel 2020, sarà irripetibile. Anche per questo Marcato suggerisce a Stefani una metodologia. Io credo che comunque se i consiglieri uscenti desiderino ricandidarsi debbano avere una sorta di, non dico lascia passare, ma insomma un punteggio maggiore rispetto a chi consigliere non è, perché la prossima sarà una legislatura molto difficile, anche la maggioranza sarà spezzettata, per cui servono consiglieri che abbiano un'esperienza amministrativa tale da poter reggere alle pressioni dei prossimi 5 anni. Ecco perché secondo Marcato serve una lista Lega forte e non drenata di voti. L'assessore ribadisce la sua posizione critica sulla lista Zaia, la stessa che, lanciata dallo studio di Ring, aveva alzato il polverone nel Carroccio. Tra le reazioni più forti c'era stata nei giorni scorsi quella del capogruppo della Liga in regione, Giuseppe Pan, che aveva detto non si sputa sul piatto dove si mangia. Il discorso di Pan sarebbe corretto se io mi fossi candidato con la lista Zaia, ma mi sono candidato, lo ricordo sempre, mi sono candidato con la Lega, se Pan che può sul piatto dove gamma, perché ricordo che Pan è lì perché io mi sono dimesso. Perché io sono stato eletto
in lista Lega, lui è capogruppo, è Garason, lui deve difendere la posizione. Io sono un po' un cane sciolto e mi posso permettere il lusso di dire pagando quello che penso. Le associazioni di Voga e Vela di Insieme contro il moto ondoso promuovono il Barca Velox. Finalmente il gruppo, possiamo osservare una situazione quasi idilliaca, c'è uno stato di grazia delle acque qua in Canal Grande. E Barca Velox fa la differenza. Nella laguna di Venezia il gruppo Insieme contro il moto ondoso raccoglie oltre 40 associazioni con migliaia di iscritti di voga, vela e piccole imbarcazioni a motore e si è distinto negli anni per le sue battaglie a tutela della città e del suo ecosistema. L'arrivo del Barca Velox è stato accolto con soddisfazione. Nei canali sotto controllo la situazione è enormemente migliorata. Secondo il gruppo Insieme si è presa la strada giusta, ma il Barca Velox più che un punto d'arrivo deve essere un punto di partenza. Non credo che se ne occuperà questa amministrazione, ma bisogna cominciare a pensarci, è un nuovo piano del traffico in ottica premiante, quindi maggiore accesso a chi investe in carene, in motorizzazioni elettriche e in dimensioni di imbarcazioni. Un altro punto è la razionalizzazione del trasporto merci. Questo anche perché, una volta sconfitta l'alta velocità e il moto ondoso, il prossimo passo dovrebbe essere la desaturazione di un traffico giunto a livelli enormi. Massimo Brunzin del gruppo Insieme cita ad esempio l'interscambio al tronchetto dove si stoccavano le merci per poi essere distribuite per aree. La stessa imbarcazione non doveva fare giri a vuoto tra Castello e Canareggio, ma insomma questo implica un consorziarsi, ma gli studi dicono che alla fine le merci trasportate sono sempre le stesse e quindi i ricavi generati dal trasporto sono gli stessi. Comunque il Barca Velox è promosso a pieni voti, anzi bisognerebbe estenderlo anche ad altre tratte sensibili del traffico acqueo lagunare. Per esempio la tratta che va dai Bacini a San Piero, Sant'Elena e Giardini non è coperta da questo sistema di telecamere ed è peraltro la tratta dove si sono verificati diversi incidenti negli ultimi anni, l'affondamento del gondolino delle due regattanti 3 anni fa, ma lo stesso l'incidente del 2019, il cofano di Gigi Divari un paio d'anni fa, quindi auspichiamo completamento del perimetro della città e anche la copertura della tratta che va da San Giuliano a San Giobbe. Si prevede una vendemmia piuttosto precoce, presumibilmente tra il 20 e il 25 agosto e secondo Coldiretti di Venezia una delle migliori dell'ultimo decennio. Nella fase di germogliamento e di sviluppo della vite le piogge non sono mancate e questo ha favorito un rigoglioso sviluppo vegetativo. Ad eccezione di un'area circoscritta della riviera del Brenta non si sono verificate grandinate. Una stima sull'andamento dei prezzi delle uve è ancora prematura. Sicuramente gli operatori del settore dovranno però confrontarsi anche con l'applicazione dei dazi degli Stati Uniti, dazi dei quali è ancora difficile valutare l'impatto sulle esportazioni. E adesso una mostra sulla Venezia del 1800 e dei primi del Novecento. Nella città forse più disegnata, più pitturata, più fotografata, più cinematografata, non esiste un museo della fotografia. E allora io sono stato al ragionamento citando mia moglie che parla di me e indirettamente di quelli come me come accumulatori seriali. Carlo Montanaro ci scherza su, perché in fondo molti musei sono nati da collezioni private, quindi in un certo senso dalla passione di accumulare determinati oggetti. E di fotografie e filmati antichi e degli apparecchi per realizzarli, Montanaro è un grande accumulatore nel senso buono del termine. Assieme ad altri appassionati ha aperto una piccola mostra gratuita di vecchie immagini dell'Ottocento veneziano e dei primi del Novecento in Calle del Forno a Cannareggio. Che ritratto della città esce? Perché un conto è leggere certe cose, un conto è vedere le immagini. Che città era? Una Venezia rosegosa, molto dissestata, con palazzi mal conservati. Finalmente si vedeva la realtà. Questa era la cosa importante. Il pittore, per quanto poco, trasfigura. La fotografia
ti dà quello che è la realtà. Venezia allora era stata ceduta all'Austria dalla Francia e capitava che chi comandava in città, li si vede in una collezione curata da Carlo Rizzardini, era ritratto magari dagli stessi fotografi che avevano partecipato ai moti di indipendenza di Daniele Manin del 1848. Questi fotografi veneziani dell'Ottocento, che furono una quantità notevolissima per aprire, chiudere e quant'altro, c'erano più di 400 nomi sono venuti fuori, questi veneziani nel momento in cui si cercava di cacciare il perfido sul Ponte Svento, la bandiera bianca e compagnia bella, in realtà erano patrioti. Poi furono sconfitti e quando poi tornarono alle loro occupazioni speravano di avere gli austriaci che andassero a fotografarsi perché gli aveva anche da mangiare. Quando si arriva al Regno d'Italia c'è un nuovo cambio di regime ed è curiosa la peregrinazione del monumento equestre di Vittorio Emanuele II che in cerca della destinazione definitiva in Riva degli Schiavoni vaga tra la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale. Poi, nelle prime vedute, campi e fondamenta appaiono deserte, ma solo per un motivo tecnico. Per avere una fotografia corretta bisognava fare la posa un po' lunga e se uno stava camminando veniva fuori al massimo una scia. Quindi ci sono solo, soprattutto in piazza San Marco, tanti perdigiorno seduti sulle colonne del Todaro e del Leone, eccetera. Quindi insomma in realtà è una Venezia deserta ma di una poesia assolutamente straordinaria. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.